La strada statale 554 bis, questo è quello che è rimasto di quell'arteria stradale di connessione tra il Cagliaritano e l'area costiera di Villa Simius. Guardate il disastro vero e proprio che si è verificato e che si sta giorno dopo giorno verificando in questa arteria stradale. Un disastro senza precedenti, uno scandalo nazionale, occluso e nascosto ai più. L'ANAS vieta a chiunque di accedere in questo spazio di questa strada e soprattutto nascondere quello che è successo in questi anni. Le immagini che abbiamo recuperato del 2009 testimoniano come già allora i primi cedimenti fossero evidenti. L'ANAS non ha fatto altro che riempire con altro asfalto, altro catrame questa arteria stradale che stava franando, e oggi quello che vediamo è assolutamente drammatico. Guardate il solco che si è aperto, ormai siamo a più di 1 metro di profondità del crollo dal manto stradale iniziale, che come vedete era di appena 15-20 cm, e poi si è andati avanti rispetto al percorso che doveva essere seguito dalla strada. L'arteria è totalmente franata per oltre 200 metri, come vedete nella prospettiva che stiamo andando a verificare. Qui possiamo verificare quello che realmente l'ANAS ha messo in campo in questi anni, un progetto privo di qualsiasi logica. Ha continuato a riempire il buco, il crollo con catrame e con tutto quello che era possibile, e come si potrà vedere, se le immagini possono testimoniarlo, qui si va oltre il metro di profondità di catrame e di asfalto che è stato realizzato, quindi di fatto una situazione gravissima che testimonia quanto l'ANAS abbia operato maldestramente su questa arteria, nascondendo quello che realmente stava accadendo. Questo è l'esempio davvero lampante di come sono state gestite le opere pubbliche, soprattutto in questo caso questa arteria viaria realizzata meno di 10 anni fa, e che soprattutto testimonia quanto sia stato buttato il denaro pubblico. Guardate il taglio netto che è avvenuto dello scivolamento dell'arteria stradale verso la parte a valle, ed è evidente che qui c'è una responsabilità chiara progettuale della realizzazione dell'arteria stradale e soprattutto di chi ha dovuto governare questo processo di questi crolli che sono stati nascosti all'opinione pubblica, nascosti probabilmente anche alla contabilità della stessa ANAS. Sono stati spesi centinaia e centinaia di migliaia di euro per realizzare questo disastro che è rappresentato da questo proscenio di uno scandalo nazionale.